Da anni i commercianti padovani si battono contro il fenomeno della contraffazione che ha pesanti effetti negativi sulle aziende, sulla salute dei cittadini, sull'evasione fiscale. Una lotta condotta al fianco delle forze dell'ordine che però ha portato ad esempio il presidente dell'Asco ma anche dei grattacapi, tanto da essere stato minacciato, anche se Zilio non vuole svelare i dettagli di ciò che è accaduto. Garantisco che anch'io ho ricevuto delle attenzioni, delle raccomandazioni di interessarmi meno di questo fenomeno, ma rimandate al mittente, la nostra parte l'abbiamo fatta e la continuiamo a fare e per questo dico respingo al mittente qualsiasi attenzione nei miei confronti. La contraffazione si combatte con la collaborazione delle forze dell'ordine e con la richiesta da parte degli acquirenti di documenti sulla tracciabilità dei prodotti, di scontrini e fatture. I commercianti chiedono aiuto ai politici che stanno per essere eletti perché si impegnino nella lotta al falso. Il libro nero della contraffazione, opera di Antonio Selvatici, illustra regione per regione la mappa delle dinamiche finanziarie e le ricadute economiche della contraffazione in Italia. La contraffazione soprattutto sono tutti quei beni che noi acquistiamo non sapendo che sono contraffatti, tipo i cerchioni in lega, tipo i vasi di Murano, il tartufo, il prosciutto, i salami. Il Veneto, i danni grossi che sono quelli degli occhiali, degli occhiali. Io credo che la politica debba fare la sua parte, l'ha fatta, ma deve fare di più. Qua ci vuole qualcosa di più. Quindi la Commissione nazionale deve assolutamente concludere il suo lavoro. Secondo i commercianti, spesso dietro ai prodotti contraffatti c'è la criminalità organizzata, il vero pericolo per il futuro, anche se le forze dell'ordine hanno una posizione più prudente. Bisogna pensare che quando uno acquista una borsetta contraffatta da un Vucumprà e il cuore si intenerisce perché il Vucumprà gli fa pena, ma dietro a quell'acquisto c'è sangue. Quelle borse, quegli oggetti grondano sangue, perché dietro c'è l''ndrangheta, c'è la mafia. Non credo che ci sia pericolo di questo tipo. È chiaro che soprattutto nelle regioni del sud, soprattutto la camorra ha introiti che le derivano da queste attività, però da qui a dire che c'è pericolo di infiltrazioni mafiose per la presenza di venditori abusivi di merci contraffatte, la distanza è ampia.